Ad accompagnare domani 14 febbraio l'investitura cardinale dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, oltre il calore e l'affetto di migliaia di pellegrini della diocesi, saranno le voci dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia. Confermando una tradizione ormai ventennale, il coro dell'Associazione Filarmonica di Agrigento affiancherà la Cappella Musicale Pontificia Sistina in occasione delle celebrazioni liturgiche del Concistoro, eseguendo i canti che animeranno le liturgie per l'investitura dei nuovi cardinali nominati da Papa Francesco, tra i quali appunto l'arcivescovo Francesco Montenegro. Celebrazioni liturgiche, quelle in programma per domani e domenica 15 febbraio, alle quali prenderanno parte circa 1500 fedeli agrigentini partiti in gruppo questa mattina con i pullman, i quali faranno ritorno in città lunedì 16 febbraio. Celebrazioni alle quali sono stati invitati il Presidente della Regione, il Commissario straordinario della provincia, il Commissario straordinario del Comune di Agrigento in rappresentanza della Sicilia. E così, come detto, domani e domenica il coro agrigentino, in sinergia con la Cappella Sistina, canterà la messa gregoriana Orbis Factor e alcune antifone proprie delle liturgie del Concistoro. A seguire, il Santa Cecilia eseguirà due famose composizioni polifoniche, Sicut Cervus di Palestrina e Ave Verum di Liberto, massimo compositore sacro del nostro tempo. Una collaborazione, quella con la Cappella Sistina, cominciata negli anni 90, quando il giovane baritono agrigentino Giuseppe D'Alicardillo, formatosi nel Santa Cecilia, è passato nelle fila del prestigioso coro polifonico. Successivamente il coro è stato invitato diverse volte in Vaticano per animare grandi eventi presieduti dai papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in occasione del Giubileo del 2000 e per le annuali edizioni della Giornata Mondiale della Pace. Abbiamo aderito volentieri all'invito della Cappella Sistina, dichiara Giuseppe Montana, presidente dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia. Il nostro, aggiunge, vuole essere un segno di ringraziamento verso Don Franco per essersi fatto carico delle difficoltà e delle speranze della nostra comunità diocesana, oltre che di augurio perché possa servire per lungo tempo la sua Chiesa secondo i disegni disposti dalla Provvidenza.